E dopo il 993 il 4S più bello che c'è. Il 996 non c'è storia, connotato, monegasco, c'è pinna e non c'è casco. Teutonico, vintage, ormai vintage. Io lo dicevo qualche anno fa, se chi ha 22-23 sacchi da spendere per piazzare una bella macchina, non si compri una Golf, non si compri una Smart, ma se compri un 996 4S, ottimo investimento, e ha fatto doppietta in 3, 4, 5 anni, ha fatto doppietta, è stupendo, è connotato, c'ha sta fascia lunga che la connota, c'ha le prese d'aria posteriori del turbone, c'ha la larghezza del turbone, c'ha le prese d'aria anteriori del turbone, gli mancano solo i cavalli del turbone, ma è una gran macchina, fruibile, costi accettabili, anzi assolutamente sostenibili, gli manca un po' di cavalleria, ma la linea è strepitosa, è stupenda, è antracite, è monegasca, c'è pinni e non c'è casca, ma secondo te sto male? Tiriamoli fuori sti teutonici, tiriamoli fuori sti teutonici, tiriamoli fuori sti teutonici, ostentiamoli, viviamoli e battezziamoli. Secondo te sto male? Viva la vita e viva il 996 4S, per me insieme al turbone strepitosi. Viva la house, tutta la house, bella per la house. Ah, ovviamente ce l'ho avuta argento come pettina apribile. Molto snaus, a house.